Buon pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi tante notizie da seguire insieme. Prima però vi voglio presentare l'ospite che è venuto a farci compagnia in studio. Si tratta di Alberto Castelli. Alberto è curatore. Alberto, benvenuto. Grazie a voi. È curatore di una rassegna molto particolare. Lasciate il compito di anticiparci quantomeno il titolo. Dunque, il titolo è abbastanza curioso perché si intitola Fortissimo Feltre Festival. Il nome è così un po' strano, altro che non richiama appunto le due F iniziali di Feltre e di Festival, fondendole anche con un significato che è squisitamente musicale, appunto si richiama all'indicazione dinamica del suonare fortissimo, ma un significato che vorremmo anche trasportare al tipo di proposta che poi noi facciamo con i concerti. Una parola per caratterizzare lo stile della rassegna, la sua capacità di coinvolgere. Anche vagamente, o così un ricordo futurista, così un ricordo di un movimento in cui magari ci si azzuffava anche in nome dell'arte e della musica, e quindi così vediamo con un po' di nostalgia. Ecco, così Alberto ha spiegato anche quello che magari a qualcuno può essere sembrato un refuso nel suo sottopancia, quella doppia F che sta all'inizio della parola fortissimo. Non è un errore, ma è proprio il nome che è stato dato al festival. Allora, abbiamo già svelato alcune cose, Alberto, adesso io ti tolgo la parola, ti lascio riposare la voce perché dopo la dovrai tirare fuori per raccontarci tutto quello che caratterizza il Fortissimo Feltre Festival. Intanto noi vediamo quali sono le notizie che sono arrivate in queste ore in redazione. Una persona è rimasta ferita nell'esplosione di una bombola di gas avvenuta la scorsa notte alla Tisana, in provincia di Udine. L'uomo, 61 anni, proprietario della casa dove è avvenuto lo scoppio, è stato trovato dai carabinieri in stato di semi-incoscienza. Trascinato fuori dalla casa, è stato poi trasportato all'ospedale di Udine, dove è ricoverato per ustioni di primo e di secondo grado agli arti e al viso. La prognosi è di 20 giorni. In ospedale anche un appuntato rimasto intossicato dai fumi. Secondo la ricostruzione degli stessi carabinieri, l'esplosione è avvenuta in seguito ad una fuga di gas dalla bombola utilizzata per il funzionamento della cucina. La casa, a quanto pare già fatiscente, è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco di Latisana, Codroipo e Udine ed è stata dichiarata inagibile. Un uomo, Andrea Cordella, 41 anni, di Spinea, è stato arrestato per stalking dai carabinieri di Dolo. L'indagato, secondo quanto accertato dall'Arma, dallo scorso aprile avrebbe tempestato di telefonate e lasciato messaggi all'apparecchio di casa e al cellulare della donna che aveva conosciuto in chat su un sito internet. Le telefonate sarebbero state tutte finalizzate ad una relazione sentimentale che la donna ha sempre respinto con fermezza. Il pretendente però non l'avrebbe presa bene e avrebbe reagito con numerosissime telefonate persecutorie, anche 60 in una sola giornata, talvolta minacciose, che sono poi state estese ai familiari della donna, soprattutto alla figlia, all'anziano padre, ma anche al socio in affari. La donna, esasperata proprio dall'aggravarsi della situazione, ha denunciato i fatti ai carabinieri. Il primo turno di presidio al Brennero è tutto Veneto. La delegazione di 250 agricoltori provenienti da Treviso, Belluno e Verona è infatti diventata operativa alle 7 di questa mattina nell'area parcheggio al chilometro 1 dell'autostrada del Brennero. Alle 14 è scattata l'ora di guardia per i colleghi di Venezia e Padova, a cui daranno il cambio gli imprenditori agricoli di Rovigo e Vicenza. Si tratta di un vero e proprio cordone umano pronto a fermare cisterne e furgoni di latte straniero e spalancare porte di tir e di camion pieni di ortaggi, frutta, carne senza origine. Coldiretti vuole dire in questo modo stop ai millantatori che, esaltando simboli dai connotati geografici ben definiti, fanno passare prodotti assolutamente anonimi come se fossero italiani. Sappiamo bene, ha spiegato Giorgio Piazza, presidente di Coldiretti Veneto, che neanche l'1% di latte e semilavorati in arrivo dall'estero e diretti in Veneto viene controllato alle frontiere. Rispetto a questo, Coldiretti si sta battendo per introdurre anche l'origine obbligatoria per tutti i prodotti alimentari nel settore lattiero-caseario, oggi prevista solo per il latte fresco e i formaggi a denominazione d'origine, mentre mozzarelle, cagliate, caseinati, formaggi fusi e latte a lunga conservazione sono orfani di etichetta e non garantiscono in questo modo la sicurezza alimentare e consumi consapevoli. Un trattore che viaggiava contromano sul raccordo autostradale Lisert-Trieste è stato bloccato dalla polizia stradale la scorsa notte nei pressi di Fernetti. La stessa polizia stradale ha accertato che il conducente, un cittadino russo di 45 anni, era ubriaco. È stato quindi denunciato in stato di libertà alla magistratura, mentre il trattore è stato sottoposto a fermo amministrativo.
E ora ci trasferiamo a Bibbione, che ormai da anni, proprio in estate, promuove incontri di approfondimento spirituale ed educativo. Ieri sera è stata la volta del segretario generale della CEI, Monsignor Mariano Crociata, che si è confrontato con il pubblico sui temi dell'educare oggi, con una particolare attenzione nei confronti della realtà parrocchiale, della scuola e dei mass media. Il servizio è di Giulia Salmaso e di Francesca Iuculano. Vediamo. Un compito sempre più difficile, a volte un compito a cui si è rinunciato. Educare negli ultimi anni è diventata una sfida delicata da raccogliere con rinnovata passione e attenzione, così come indicato dalla Conferenza Episcopale Italiana per il prossimo decennio pastorale. Di nuova opera educativa che riesca a staccarsi da tentazioni relativiste ha parlato Monsignor Mariano Crociata nel suo intervento all'incontro Bibbione guarda all'avvenire, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Assunta e dall'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Concordia Pordenone sul tema i mass media cattolici, educarsi alla verità. Assumere il compito educativo, questa sfida oggi, significa riscoprire il senso della generazione, della tradizione, senso culturale, antropologico-culturale, e dell'autorità. Tre esigenze imprescindibili, poiché non è nel vuoto, nell'assenza di responsabilità che si cresce come persone umane e fedeli, sostiene il segretario generale della CEI. Ma se le tradizionali agenzie educative come scuola e famiglia si dimostrano ormai incerte o quantomeno ridimensionate nel loro compito di formazione alla vita, sta alla Chiesa a riscoprire luoghi e momenti in cui proporre un modello di verità. Da questo punto di vista i centri parrocchiali sono come dei luoghi esemplari, dei riferimenti assolutamente imprescindibili, forse luoghi da cui si dovrebbe ripartire. Cambiamo decisamente argomento. L'Oscar 2010 di Comune Riciclone è andato a Ponte nelle Alpi, piccolo comune in provincia di Belluno con poco più di 8.000 abitanti, premiato oggi da Legambiente per aver ottenuto il più alto indice di buona gestione dei rifiuti con l'87,28% del totale e la più alta percentuale di raccolta differenziata, ossia il 77,8%. In totale nel 2010 Legambiente ha premiato 1.488 comuni, 200 in più della passata edizione, comuni che attivando i servizi di raccolta differenziata hanno evitato l'emissione in atmosfera di 2.300.000 tonnellate di anidride carbonica, ossia il 5% dell'obiettivo del protocollo di Kyoto per l'Italia. A ciò bisogna aggiungere che 7 milioni di tonnellate di rifiuti sono stati sottratti alle discariche. Quanto alla classifica di Legambiente, anche nel 2010 il nord-est si conferma l'area del paese dove i rifiuti vengono gestiti meglio, basti pensare che nella graduatoria dei comuni al di sopra dei 10.000 abitanti nelle prime 27 posizioni si trovano solo comuni veneti e trentini, ad eccezione di 2 comuni astigiani. La classifica dei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti poi parla solo lingua veneta, nei primi 30 posti sono infatti solo 2 gli intrusi, un comune trentino ed uno torinese. E siamo arrivati a questo punto al momento della chiacchierata con il nostro ospite Alberto Castelli, direttore artistico del Fortissimo Feltre Festival. Abbiamo spiegato per quale motivo questo Fortissimo è caratterizzato da 2 F all'inizio, proprio perché è questo Feltre Festival che in qualche modo torna a fare sentire la sua voce, i suoi suoni, e lo fa, devo dire, in una cornice straordinaria. Assolutamente straordinaria e unica, perché è la cornice del Teatro della Sena, appunto, di Feltre. È un teatro estremamente conosciuto perché è anche noto come la Piccola Fenice per un motivo molto particolare, cioè fu disegnato, perlomeno la struttura attuale, dallo stesso architetto che progettò il Gran Teatro La Fenice di Venezia. Quindi ecco, noi abbiamo, scusa se ti interrompo Alberto, perché stiamo vedendo una foto proprio del teatro ristrutturato. Questo è il piccolo gioiello che accoglie, che potrà accogliere. Che siamo fortunati di avere a Feltre. Questa in particolare è una vista proprio dal palcoscenico verso la platea. Scusami se ti ho interrotto. No, di nulla. E fu progettato appunto da Gian Antonio Selva, lo stesso architetto che disegnò il Teatro La Fenice di Venezia, che fondamentalmente ridusse per la città di Feltre il Gran Teatro a un teatro decisamente più piccolo. Attualmente conterà circa 300 posti, perlomeno quando sarà completata la
l'opera di ristrutturazione. Certo. È un teatro che è rimasto nell'oblio per parecchi decenni. Parecchi decenni, sì, infatti siamo fortunati nel poter proporre questa rassegna concertistica al Teatro della Sena, perché il teatro è utilizzabile dallo scorso anno, dopo che appunto un'attenta operazione di restauro ne ha restituito il suo splendore. E il teatro fu chiuso addirittura nel 1929 per questioni legate proprio a una banale inagibilità, non era più uno spazio praticabile, e successivamente è rimasto praticamente chiuso fino allo scorso anno, quindi siamo felici oggi di riproporre una rassegna in uno spazio così famoso perché è conosciuto ma in realtà non tanto visitato. Certo, ci auguriamo che... Si sa che esiste, però lo si sfrutta poco per il piacere degli occhi. Lo si sta scoprendo, e anche delle orecchie, perché devo ricordare che l'acustica è straordinaria. Teatro della Sena, quindi Teatro della Scena, una scena che si animerà grazie a questo festival. Alberto, che prende il via quando? Prende il via il giorno 8 luglio, con quindi fra un paio di giorni proprio? Giovedì prossimo, esattamente, con un fuoco d'artificio di apertura di festival, perché per la prima volta sarà presente sul palcoscenico del Teatro della Sena un'intera orchestra, e cioè gli archi dell'orchestra di Padova del Veneto, quindi siamo anche felici di avere nostri ospiti per l'apertura, una tra le orchestre sicuramente più affermate, più blasonate che abbiamo in Italia. Indubbiamente. Il programma in particolare verterà intorno alla contrapposizione che è, diciamo, fondamentale per la storia della musica, ma non solo, che è quella tra classicismo e romanticismo, quindi con opere di Mozart e Haydn da una parte e di Dvorak dall'altra, rispettivamente. Quindi cominciamo già ad avere un primo appuntamento che è in grado di soddisfare palati musicali anche differenti. La rassegna quando chiude? La rassegna chiude, diciamo, il quarto concerto in cartellone sarà il 29 di luglio, sarà un appuntamento dedicato al jazz come linguaggio che tradizionalmente coltiviamo anche in collaborazione con l'associazione Unisono, che fa jazz a Feltre da moltissimi anni. Ci sarà poi un appuntamento straordinario il 3 di agosto, straordinario perché festeggeremo un anniversario importante per la città, che è quello dei 500 anni dalla ricostruzione dopo le distruzioni da parte delle truppe austriache nella guerra contro Venezia del 1510, Venezia della quale Feltre era alleata. Certo. La sorte non fu delle migliori. No, decisamente no, però insomma adesso abbiamo la possibilità di gustare nuovamente questa città, grazie anche a questo gioiello architettonico che torna ad essere fruibile pienamente anche dal punto di vista dell'acustica, come dicevi giustamente. Noi abbiamo visto l'inizio, abbiamo visto la fine di questa rassegna, vediamo un po' anche i concerti che sono tra l'inizio e la fine. Abbiamo un secondo appuntamento il 13 luglio. Sì, quindi abbastanza a breve, è un appuntamento che... sì, un recital pianistico, affidato peraltro a una pianista molto conosciuta in Veneto, padovana, Leonora Armellini, che a dispetto della giovanissima età è da pochi giorni diventata maggiorenne, è già una star a livello internazionale, basti pensare che è stata ammessa tra 370 pianisti da tutto il mondo alla sezione finale del concorso Chopin di Varsavia il prossimo autunno, concorso vinto da Marta Argerich. Sì, effettivamente ne parliamo da talmente tanti anni ormai, che sembra una vecchia artista, e invece in realtà è giovanissima. Affermata ma giovanissima. Sì. E c'è un terzo concerto il 22 luglio che è secondo me particolare, adesso non so se perché io non sono abituata a sentire questo strumento, forse altre persone come me lo trovano sì, lo possiamo trovare anche particolare, ma grazie per aver sottolineato questa cosa, perché anche in virtù proprio del fortissimo che sta dentro di noi e che ci anima, abbiamo voluto presentare questo appuntamento, un appuntamento che vede protagonista un altro giovane interprete, non ha 18 anni ma ne ha 25, quindi comunque molto giovane. È un concerto anche così che dà una tinta internazionale al nostro festival. Il protagonista sarà Mahan Esfahani, un giovane clavicembalista nato in Iran, poi cresciuto negli Stati Uniti, attualmente è artista in residenza e studia al New College di Oxford, e che si è affermato lo scorso anno in 2 competizioni
importantissimi a livello internazionale, è stato probabilmente l'unico l'anno scorso ad aggiudicarsele entrambi, che sono il Borletti Buitoni Trust e la BBC New Generation Artist. È un clavicembalista, quindi l'appuntamento del 22 luglio sarà un recital di clavicembalo, quindi con delle musiche insomma, di grandi autori, comunque non estremamente ricercate nel programma, quindi avremo Louis-François Couperin, Scarlatti e Johann Sebastian Bach. La scelta delle musiche degli artisti è stata fatta in funzione di un pubblico specifico o avete cercato, Alberto, di rispondere a quelli che potevano essere, le sensibilità diverse del pubblico che magari è appassionato di musica o viceversa desidera ascoltare della musica ma magari non ha una grande cultura? Dunque diciamo che intanto abbiamo cercato di impaginare un cartellone all'insegna della varietà, sì, all'insegna del grande livello esecutivo e artistico, perché in un certo senso ci troviamo a fare i conti con un grande spazio, con uno spazio prestigioso e importante che è quello del Teatro della Sena, e successivamente abbiamo cercato di dare una risposta il più possibile equilibrata al nostro pubblico. Mi piace ricordare istantaneamente una lettera che Mozart scrisse al padre a proposito di alcuni concerti per pianoforte e orchestra. Il padre spesso lo rimproverava di scrivere musica troppo ricercata, lui rispose, dice: padre, vedete, in queste partiture potete trovare gusto per gli specialisti, ma anche carezze per le orecchie del pubblico che semplicemente chiede musica. Li ho riassunti entrambi in questi concerti, li potete trovare entrambi. E questa in un certo senso abbiamo cercato di fare la stessa cosa, speriamo naturalmente di esserci riusciti. E chi ti piacerebbe vedere in sala in mezzo al pubblico? Ma sicuramente molti politici, sì, molti nostri amministratori. Qualcuno c'è, perché devo dare a Cesare quel che è di Cesare. Questo è un festival che è nato su esplicita richiesta di un amministratore, cioè il nostro assessore alla cultura, l'architetto Ennio Trento, che a un certo punto sollevò il telefono e ci chiese di organizzare un festival. Ci auguriamo che insieme a lui in sala cresca, sì, assolutamente. I giovani come rispondono a queste sollecitazioni? I giovani rispondono abbastanza bene. L'anno scorso in particolare in un paio di appuntamenti, questa è solo fra virgolette la terza edizione del festival, la sala è stata abbastanza popolata, in particolare in un paio di concerti. Abbiamo cercato di dare anche una piccola agevolazione con un biglietto ridotto e ci auguriamo naturalmente di vederne in sala, più che non i politici. Indubbiamente. Io vi faccio vedere questo programma molto particolare, questo lo vedete, si apre, si sviluppa, è il programma che caratterizza il fortissimo Feltre Festival, quindi originale anche nella proposta per la lettura, per chi vuol saperne di più ha la possibilità quindi di avvicinarsi già in maniera originale attraverso questo foglio. E c'è anche un sito internet, naturalmente. Il sito internet lo ricordiamo, Alberto? Fortissimo, naturalmente sempre con due F all'inizio, .it. Ci sono tutte le informazioni anche riguardo alla quindi date, biglietteria, ma anche tutti i programmi di ogni concerto. Ecco, quindi se volete avere qualche informazione in più rispetto a quelle stringate che siamo riuscite a dare in pochi minuti, avete l'opportunità anche del sito. Io ringrazio Alberto Castelli, grazie a voi, che è direttore artistico di questo festival decisamente affascinante, non solo per i contenuti musicali ma anche per la cornice che ospita questi appuntamenti. Contiamo di averlo ancora con noi per altre proposte culturali. Per la prossima edizione 2011 speriamo. Non solo, ma speriamo che nel frattempo ci sia anche qualche altra occasione di confronto e di parole spese insieme. Grazie allora ad Alberto Castelli per averci fatto compagnia. Con voi invece molto più semplicemente ci ritroviamo alle 16:30 per l'edizione flash del TG. A più tardi.